Tutto in pochi istanti, all'improvviso. La tragedia sfiorata, la paura, la vetrata sfondata che travolge i clienti, il miracolo, tutti salvi, qualcuno se l'è cavata con qualche graffio, qualche livido, piccole ferite, ma per fortuna non ci sono vittime. Siamo a Vicenza, nel trafficato Viale dal Verme, in questa pasticceria che poco prima delle 11 del mattino è frequentata da diversi clienti, si vivono attimi di panico. Un forte botto, un grosso SUV alla vetrina che cede e cade addosso a due uomini e a una donna che in quel momento stanno bevendo un caffè al bancone. E io ero qui, ho sentito la botta e sono corsa a tirare sul vetro perché c'erano dei clienti sotto. E la titolare della pasticceria a raccontare quegli attimi spaventosi. Alla guida del SUV una signora che stava parcheggiando proprio davanti alla vetrata del locale, ma qualcosa non ha funzionato. Un'automobile elettrica stava parcheggiando davanti appunto al negozio e per qualche malfunzionamento probabilmente non si è fermata e è entrata nella vetrina. Ma la signora che stava guidando era in panico, poverina, era in stato di shock, è corsa anche lei a vedere cosa fosse successo perché la macchina doveva fermarsi e non si è fermata. Viene lanciato l'allarme, sul posto arriva un'ambulanza del SUAM 118, uno dei 3 clienti viene portato in ospedale in codice giallo, ma per fortuna nessuno appare in gravi condizioni. Già nel primo pomeriggio si procede anche alla riparazione della vetrata. Questa vetrina dai 250 ai 300 kg, sicuri insomma, ci vogliono diverse persone per alzarla adesso. E infatti si mettono in 6 per alzarla. La vetrata antisfondamento viene sollevata a fatica. 1, 2, 3. Visto il peso della vetrata, sono immaginabili i danni che avrebbe potuto fare travolgendo i clienti della pasticceria. Insomma, una tragedia, per fortuna, soltanto sfiorata.